Un piccolo ladro in casa, una giovane coppia di bulletti istigatori, soltanto gioielli di famiglia, magari dimenticati nei cassetti, ma al termine dell'indagine dei carabinieri è scattata una denuncia per furto in concorso, cui probabilmente seguirà quella per spaccio, una denuncia per ricettazione, un bottino da 6.000 euro. Siamo a Castelfranco Veneto, un ragazzino di 14 anni, prima superiore, conosce al parco due giovani, lui 15 anni, lei 21, cameriere in una pizzeria. Dopo essersi guadagnati la fiducia del ragazzino più piccolo, dopo averlo invogliato con spinelli e soldi facili, la coppia istiga il 14enne a rubare gioielli in casa. Lui comincia con le catenine e i braccialetti di comunione e cresima, prosegue con qualche bracciale e anello della mamma, termina con un orologio d'oro sottratto alla nonna. Una ragazza molto furba, una ragazza scaltra, si è subito poi recata presso un negozio di compro oro a Castelfranco e lì ha riscosso solo per un cinturino di un orologio rubato alla nonna 600 euro. Qualcosa venduto al compro oro, qualcos'altro a un 42enne ricettatore della città. Proprio nella sua abitazione sono stati rinvenuti alcuni dei preziosi. La coppia in tasca si è messa 2.600 euro, al ragazzino tornava invece poca cosa, oltre agli spinelli. I due giovani convincevano la vittima che i gioielli consegnati non erano d'oro. A scoprire i continui ammanchi di gioielli è stato il padre dello studente, che ha immediatamente denunciato tutto ai carabinieri, che sono riusciti a recuperare parte della refurtiva.